Ben ritrovati con AgriNews, il TG dedicato al mondo dell'agricoltura. A rischio le stalle con la direttiva europea emissioni. La Commissione UE ha intenzione di estendere l'ambito di applicazione della direttiva in materia di emissioni industriali. Tra le principali novità proposte vi è quella proprio di limitare ancora più severamente le emissioni di gas, mettendo in allerta il settore degli allevamenti che verrebbero messi in difficoltà a causa dei maggiori adempimenti burocratici. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha così commentato: invece di portare avanti provvedimenti che puntano all'autonomia alimentare, la Commissione UE sbaglia direzione e introduce nuovi ostacoli per gli agricoltori. Altra problematica per gli agricoltori, quella della cimice asiatica. Vediamo come difendersi con la cattura massale. La Regione del Veneto, nell'ambito del piano triennale di contrasto agli insetti alloctoni, tra cui appunto la cimice asiatica, ha previsto una serie di azioni, tra cui quella della costituzione di totem di cattura massale che servono appunto per intercettare le cimici durante il trasferimento ai siti di svernamento. Questa è una trappola per la cattura massale della cimice asiatica, quindi una trappola in grado di catturare molti esemplari di cimice. È composta da una superficie con la colla, così che le cimici che arrivano alla trappola restano invischiate nella colla e quelle che dovessero eventualmente cadere e non restare attaccate alla colla finiscono nella parte bassa della trappola stessa, che contiene acqua. Per far sì che questa trappola funzioni è necessario avere un feromone di aggregazione, quindi ce n'è uno installato per ogni trappola. Il feromone di aggregazione non è altro che una sostanza chimica che richiama le altre cimici. È un ausilio a quelli che sono gli altri sistemi di lotta, chiaramente, quindi si affianca alla lotta tradizionale chimica, però sicuramente aiuta tutte le cimici che noi abbiamo catturato. Chiaramente sono cimici che non vanno nel frutteto e quindi non fanno danni. Parliamo ora di foreste certificate, perché CSQA ha certificato PEFC una foresta in Cansiglio come prima foresta del mondo per il servizio ecosistemico della tutela delle biodiversità secondo lo standard. Si tratta dell'antica foresta dei Dogi della Repubblica di Venezia in Cansiglio, che rappresenta una delle risorse ambientali più importanti della regione del Veneto. È un'area di 1292 ettari in cui predomina la faggeta autoctona, sviluppatasi su substrati carbonatici, ma in cui sono presenti anche conifere alpine come l'abete rosso o l'abete bianco. Per quanto riguarda il servizio ecosistemico biodiversità, PEFC ha adottato la metodologia e gli indici di biodiversità messi a punto nell'ambito del progetto europeo Interreg Italia-Austria Biodelta 4 per la parte di biodiversità forestale di cui Veneto Agricoltura è stato capofila e il protocollo Biodiversity Friend per la parte di biodiversità delle colture arboree. Nello spazio PSR vi segnaliamo 15 milioni di euro destinati alle tecniche di coltivazione sostenibili. Nel programma di sviluppo rurale 2014-2020 sono infatti disponibili risorse per sostenere l'utilizzo di tecniche agronomiche irrigue innovative e migliorative per l'ambiente. Tra gli impegni che il beneficiario deve rispettare vi sono ad esempio la semina di colture per la copertura del suolo, l'analisi dei terreni, la riduzione di concimi azotati e una migliore distribuzione dei fertilizzanti, la compilazione di un registro di coltivazione e la gestione ottimizzata dell'acqua per irrigazione. I termini per la presentazione delle domande è il 16 maggio 2022. E come sempre adesso spazio alle previsioni del tempo per l'agricoltura. Nel sito dell'ARPAV, nella sezione dedicata all'agrometeorologia, tra gli altri servizi a disposizione degli operatori del settore agricolo, è presente quello denominato Alert Inf per la simulazione dello sviluppo di 6 fra le più comuni infestanti del mais. Alert Inf è un servizio realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente dell'Università di Padova, in grado di fornire in ogni momento, sulla base delle temperature del suolo e delle precipitazioni cadute, la percentuale di infestazione raggiunta da ognuna delle 6 malerbe considerate. Dalla terra alla tavola con il ristoratore Alessandro Mazzone. Cari amici, bentrovati. Oggi vi presentiamo una ricetta molto estiva. Trattasi del tonno dell'Alto Adriatico che serviremo con pomodorini, cetrioli che arrivano dal centro sperimentale ortofloricolo di Po di Tramontana. Andiamo a condire con un pizzico di sale e di pepe, le pesche di Verona IGP che abbiamo caramellato. Un pizzico di menta, sale, olio e pepe. Andremo a terminare la composizione con una piccola salsa che sarà fatta con del miele, senape, un pizzico, 2 gocce di aceto Pauntu, un aceto dei nostri colli padovani e un po' di olio.
A questo piatto, cari amici, abbiniamo il San Vincenzo 2020, siamo nella zona di Soave, un 70% di Garganega, Chardonnay e Sauvignon il restante. Buon appetito! Grazie dell'attenzione, ci rivediamo nella prossima puntata di AgriNews.